Questo aumento di casi nella regione del Veneto è particolarmente dovuto a Padova, che ne conta 177. Padova passa da 2105 a 2282 ed è un balzo, come dire, importante quello che ha fatto Padova nell'ultima settimana. La provincia di Padova maglia nera per numero di contagi, con 204 casi in più rispetto alla settimana scorsa, rappresenta il 17,8% dei contagi da Covid in tutta la regione. La fascia d'età più colpita, secondo i dati forniti dall'azienda ospedaliera di Padova, è quella tra i 30 e i 44 anni. Cresce il numero dei positivi e di pari passo anche quello dei ricoverati. Ad oggi 19 nel reparto di malattie infettive e una donna sotto i 40 anni in ginecologia e un bambino in pediatria. L'età media si è ulteriormente abbassata a 57 anni. 8 invece le persone che si trovano in terapia intensiva, 6 sono non vaccinati, alcuni anche molto giovani, uno aveva una sola dose e uno è vaccinato ma con patologie pregresse. Visto l'aumento dei ricoveri, l'ospedale ha deciso di riaprire per Covid un reparto di terapia semi-intensiva. Abbiamo pensato di attivare le semi-intensive in maniera un po' più forte, per cui già oggi degli 8 pazienti che sono in terapia intensiva, 2 possono essere trasferiti in una semi-intensiva più forte. Nel frattempo sono stati attivati questa settimana 12 nuovi cicli di cure monoclonali, una terapia che sta dando buoni risultati. Sul fronte vaccini continua senza sosta la campagna di immunizzazione con un incremento delle prenotazioni per il mese di settembre. Il 30 di settembre però scade il contratto d'affitto del padiglione 8 dove operano i sanitari dell'azienda ospedaliera e non è ancora stato deciso per il rinnovo. Intanto proseguono anche le sospensioni dei sanitari Novax dipendenti dell'ospedale di Padova. 17 i nuovi provvedimenti in arrivo che si aggiungono agli 11 delle scorse settimane. Questa volta si tratta di 8 operatori sociosanitari, 8 infermieri e un tecnico di laboratorio.